Benvenuti quindi alla conferenza stampa per l'aggiudicazione della gara per la costruzione della nuova diga. Lascerei subito la parola al Presidente dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini. Buongiorno a tutti, buongiorno Ministro, scusateci ancora per il ritardo. Credo che sia oggettivamente un grande giorno per l'Italia, e poi spiegherò brevemente perché, per questa città, per il porto. Parliamo di un'opera che capita una volta ogni qualche secolo, di questa importanza per un porto pur rilevante come quello di Genova. Partirei, io farò dei ringraziamenti. Di solito faccio interventi magari un po' più tecnici, ma oggi mi sembra che invece deve essere un intervento dedicato a alcuni ringraziamenti. Partirei con un ringraziamento al Governo e al Ministro, perché quest'opera non è un'opera che può essere decisa a livello localistico, nemmeno regionale, nemmeno interregionale. Questa è un'opera voluta dall'Unione Europea, da tutti i documenti dell'Unione Europea, che individuano Genova in un porto core e dicono bisogna migliorare l'accessibilità marittima. Questa è la partenza di questo viaggio almeno 10 anni fa. Il Governo ha costantemente implementato questo indirizzo strategico e ci ha supportato nella fase di programmazione, mettendola in tutti i documenti di programmazione strategica nazionale, ci ha supportato nelle delicate fasi di approvazione. Ricordiamoci che l'opera ha un iter di approvazione profondamente centralistico, perché è una delle opere fondamentali del Governo e del PNRR. Ci ha aiutato, mi verrebbe da dire, soprattutto, anche se non è così vero che i soldi sono tutto, per un finanziamento largamente maggioritario dell'opera. Ci ha aiutato in questi difficili, delicati ultimi mesi in cui abbiamo avuto il sovrapporsi della pandemia, della guerra, dell'inflazione, delle difficoltà nelle catene di approvvigionamento, mantenendo sempre un saldo costante e fermo supporto all'opera. E di questo veramente ringrazio il Ministro. Ringrazio il Presidente della Regione Toti, per il quale mi viene da sempre un'immagine. Io penso che Toti sia il regista di tante cose che stanno succedendo in questa regione. Molti di noi non sarebbero nemmeno qua, questo vale sicuramente per me, che ho avuto l'opportunità di lavorare con il Presidente, che mi ha dato fiducia più volte, ma è vero per molte altre persone che sono qui, è vero per un ruolo di grande capacità di mediazione, di tenere sempre la barra dritta anche quando le cose sembrano sbandare. La Regione ha cofinanziato l'opera, tra l'altro. Ora capite bene che cofinanziare un'opera come questa non è che sia proprio il primo mestiere. E quelli ve li ridiamo. Però penso che veramente abbia molto bene interpretato il ruolo di Presidente della Regione in questi anni. Ringrazio Marco Bucci, Sindaco e Commissario. Con il Sindaco abbiamo un rapporto quotidiano. Abbiamo iniziato questo metodo che sicuramente è molto proficuo per la città, perché la città e il porto ovviamente sono interdipendenti, però questa è una frase che vale ovunque. Noi qui abbiamo gestito stiamo gestendo un programma molto complesso. Bisogna saper programmare, progettare, finanziare, aggiudicare, far fronte a tutte le difficoltà. Il Sindaco in alcuni momenti mi ha dato una mano insostituibile ed è una persona con cui ho anche imparato tanto proprio sull'operatività. Se siamo qua oggi sicuramente gli devo questa forza operativa. Ringrazio Pietro Salini, WeBuild,
tutte le imprese, Fincosi, Società di Dragaggi, Fincantieri, che hanno partecipato a questa gara. Ringrazio anche l'altra cordata, è stata una gara vera, sentita su tutti i fronti. Li ringrazio perché questi mesi sono stati molto complicati. Sarebbe stato certamente possibile per un'impresa, per un imprenditore a tutti i livelli, ritenere che le incertezze, i rischi fossero eccessivi, il contesto internazionale non chiaro, e quindi dilazionare, aspettare. Credo che invece abbia prevalso un senso del momento storico, strategico, dell'essere ovviamente l'impresa alfiere, no? Questo consorzio contiene probabilmente il meglio dell'impresa italiana, hanno prevalso considerazioni anche un po' istituzionali e anche grazie a questo siamo qua. L'ultimo ringraziamento, e ho finito, lo devo alla struttura di Palazzo San Giorgio, alla struttura commissariale. Noi abbiamo iniziato un viaggio 5 anni fa, appaltando oltre 2,5 miliardi di opere sostanzialmente in 4 anni. Abbiamo più di 40 cantieri avviati, abbiamo fatto 60 gare di appalti integrati, di servizi, di progettazione. È stato uno sforzo enorme, ha richiesto un impegno, una costanza non comuni. Spesso in Italia la pubblica amministrazione è oggetto di critiche, anche fondate, anche nei nostri confronti, sempre fondate, si può sempre fare meglio, ma credo che siano numeri abbastanza straordinari che rivelano un impegno non da poco. Vi ringrazio. Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, nonché commissario straordinario per la diga foranea Paolo Emilio Signorini. La parola ora a Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild Group. Prego. Buongiorno a tutti. È il momento in cui si fanno le celebrazioni e i pensieri per il futuro. Quando si vince un'importante commessa, si riceve un incarico, e lo dico a nome non solo di WeBuild ma di Fincosit e di Fincantieri. Con Fincantieri abbiamo fatto il ponte a Genova e abbiamo capito una città, ma soprattutto quando si riceve un incarico si ripensa a quello che è passato, ma si comincia a pensare a che cos'è il futuro. Che cos'è il futuro per noi? È un impegno, è un lavoro importante, è un lavoro che cambia la vita di una città, che cambia il modo del porto di lavorare, il porto che è il cuore di questa città, la logistica che è il cuore di questa città, ed è insieme a questo noi realizziamo anche il terzo valico dei Giovi, quindi un sistema di trasporto che modifica contemporaneamente una città e una regione. Città e regione che sono orograficamente complesse per la presenza di catene montuose importanti che quindi la separano dal resto d'Europa, quindi un fattore strategico fondamentale per lo sviluppo di questa regione e di questa città. Quando si sente questa responsabilità, allora bisogna dire come operiamo. Allora, abbiamo dimostrato con il metodo che oggi si chiama metodo Genova che le infrastrutture si possono fare rispettando le leggi, si possono fare in maniera onesta, trasparente, si possono fare informando la gente di che cosa sta succedendo e di come le cose vengono fatte, si possono fare trascinando insieme a noi tutto quel tessuto economico importante che c'è nella regione. Noi lavoriamo oggi con più di 2.600 fornitori solo nell'area di Genova e del Terzo Valico. In Italia coinvolgiamo oltre 8.000 fornitori, cioè una filiera molto importante. Come lo facciamo? Lo facciamo da grande gruppo, quindi con questo metodo, chiamiamolo così, verticistico ma di campioni, che porta la sicurezza sul lavoro, il training del personale, la formazione dei giovani, la competenza sempre al primo posto. Quindi con questo metodo di riuscire a mettere insieme un sistema industriale noi riusciamo a realizzare le opere. Abbiamo
la responsabilità di avere molta parte del PNRR oggi come responsabilità diretta di Webuild, quindi dobbiamo coinvolgere il più possibile tutto il sistema per poter realizzare in tempo queste opere. Io credo che questa sia la sfida principale quando ci troviamo di fronte a una crisi economica, ma anche di fiducia così importante per quello che sta succedendo nel mondo, per quelli che sono gli anni che abbiamo passato del Covid, che hanno comunque duramente provato sia il tessuto economico che la capacità di fare e la possibilità di fare. Solo oggi una parte degli uffici si ricomincia a riaprire completamente e ritornare un po' al passato come metodo di lavoro in diretta con le persone e poterle finalmente riavere con noi. Quindi credo che sia un momento molto importante in cui far avere il lavoro al centro dell'attenzione di tutti sia la prima risposta che si possa dare alla paura, alla mancanza di fiducia, alla mancanza di visione del futuro. Questi sono lavori che non solo danno un beneficio quando sono realizzati, perché tutti i lavori, se sono stati ben concepiti, i progetti creano utilità quando un giorno saranno finalmente realizzate. Lo vediamo a Milano, abbiamo completato adesso la metropolitana, in parte verrà aperta al pubblico, c'è una grandissima attesa delle infrastrutture da parte della gente che un giorno le utilizzerà, ma sono anche progetti e lavori che danno utilità immediata, cioè danno immediatamente questo senso della concretezza, del fare le cose, di non parlare di procedure, di non parlare di sistemi e non avere di fronte a sé invece il fatto delle famiglie che possono finalmente avere un lavoro, avere un futuro, avere davanti a loro un programma su cui poter costruire la loro vita. Quindi secondo me la cosa più importante oggi è dare questo segno e farlo non solo da Genova, che fa partire questo progetto importante e che di per sé è uno dei lavori più importanti del PNRR, ma anche, e questo il Ministro che voglio ringraziare, è stato fatto tanto anche da parte del Governo per far partire queste opere. Quando parliamo di aumenti dei costi che tutti avete sotto mano, il Governo Draghi e il Ministro Giovannini in particolare hanno fatto molto per modificare questa situazione e rendere possibile la costruzione di queste opere. C'è ancora da fare perché ovviamente ogni giorno viviamo novità sotto il profilo di quello che la guerra ci impone, dobbiamo essere tutti allerta, ma chiaramente con questi nuovi prezzari che sono stati fatti, con l'adeguamento dei prezzi che sono stati finalmente introdotti nei contratti, è stato fatto un passo molto importante nella relazione fra amministrazione e mondo produttivo che è necessario per poi poter realizzare le opere. Quindi io do un grande ringraziamento per la fiducia che è stata data al nostro gruppo per poter far realizzare questa opera, ringrazio il Governo per gli strumenti che ha messo in campo e iniziamo immediatamente a lavorare. Grazie. Grazie a Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild Group. La parola ora al sindaco di Genova, Marco Bucci. Bene, saluto il Ministro, mi fa piacere vedere il Ministro con questa buona notizia. Per Genova è una grande notizia. Vedete, dal giorno in cui l'ingegnere De Ferrari, che non era un ingegnere, il dottor De Ferrari, chiese a sua moglie l'assegno per poter fare la diga, dal momento che il governo non gliel'aveva dato, e il sistema è cambiato oggigiorno. Oggigiorno lavoriamo tutti assieme, per fortuna, e abbiamo questa grande diga. Guardate che il momento, io voglio dire epocale, prima Signorini l'ha detto, ma la città si allarga sul mare. Ecco, io vedo questo. Non è solo questione di fare un'infrastruttura, è la città che si allarga, che acquisisce nuove superfici. E queste superfici di acqua poi serviranno per fare business ovviamente, ma potranno alcune essere riempite, alcune potranno fare moli, potranno fare nuove banchine, cioè è il futuro del porto di Genova, di questa grande realtà logistica che si delinea.
Questa è una cosa epocale, durerà un po' di anni, ci saranno un po' di anni di lavoro, noi la seguiremo fin quando saremo in carica pro tempore come tutti gli altri e faremo tutto il possibile perché la cosa venga facilitata. Il dovere delle amministrazioni è facilitare perché avvengano le cose, con la consapevolezza che poi la diga si vede, quindi si vedrà metro dopo metro la diga avanzare e certamente staremo tutti quanti a vederla. Proprio come si fa con le opere, come diceva prima il dottor Salini, con le opere infrastrutturali che poi la gente le vede, vuole dire le tocca con mano e da questo punto di vista si vede il sistema che va avanti e questo dà confidenza, dà fiducia nel futuro, dà soprattutto la consapevolezza che stiamo veramente lavorando non solo per la nostra generazione ma per le future generazioni e il futuro della nostra città e della nostra Italia. Ricordiamo, ma penso che sia pleonastico, ma voglio dire lo stesso, che questo non è un investimento solo per la città di Genova, per la regione Liguria, questo è un grande investimento per la linea logistica, cioè il corridoio Reno-Alpi, che è il numero 1 in Europa, dove passa il 55% della merce in Europa e che garantisce lo sviluppo futuro per tutto il nord Italia e per tutta la nazione Italia, oltre ovviamente alle nazioni svizzere e il sud della Germania che saranno servite dal fatto di poter avere assieme al Terzo Valico ovviamente una linea logistica primaria per l'Europa. E quindi noi siamo, come amministrazione del Comune di Genova, siamo super contenti. Certo, voglio ringraziare tutti come ha fatto il Presidente Signorini, quindi non li cito, ma abbiamo avuto delle difficoltà, non si possono negare le difficoltà e ce ne saranno d'ora in poi, sino a quando la diga non sarà completata, questo lo sappiamo tutti. Ma le difficoltà le affrontiamo con quel sistema che prima il dottor Salini ha citato, che è il modo concreto, serio, professionale e soprattutto trasparente con cui si affrontano le difficoltà e l'abbiamo dimostrato e i risultati si vedono. Al dottor Salini e a tutte le altre companies, tutte le altre aziende che si apprestano a fare il lavoro, io dico questo: lavoreremo tutti assieme ovviamente perché la città sarà coinvolta e cercheremo di risolvere tutti i problemi come abbiamo sempre fatto. Al dottor Maestro, all'ingegnere Maestro che mi vede davanti, che vedo qui davanti, dico non faremo la riunione il venerdì a mezzogiorno, tutti i venerdì per 5 anni, probabilmente ne faremo 2 ogni settimana per 5 anni, cioè voglio dire, lavoreremo a stretto contatto perché questo di cui i cittadini, il sistema ha bisogno che le difficoltà vengano affrontate da tutti assieme e tutti assieme alla fine potremo dire ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. Io già sto prefigurando la festa in cui avremo la nuova diga e chissà cosa faremo arrivare le navi di tutto il mondo. Grazie a tutti. Grazie a Marco Bucci, sindaco di Genova. La parola ora al Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Allora, hanno già detto tante cose. Parliamo di un evento storico. Io provo a contestualizzarvelo perché forse non ci rendiamo conto di quello che stiamo parlando. Le cronache dicono che era il 1876 l'anno in cui De Ferrari firmò la convenzione con Vittorio Emanuele II per i lavori di sistemazione di questo porto. Ecco, quell'anno a Roma sedeva Agostino De Pretis come primo ministro del Regno, in Vaticano c'era Pio IX, Huckleberry Finn veniva pubblicato per la penna di Tom Sawyer, ma soprattutto per quelli della mia generazione che sono cresciuti con i fumetti di Tex Willer e le storie del lontano West, il 1876 è l'anno di Little Big Horn, in cui Toro Seduto e il generale Custer regolano i conti vicino a un fiumiciattolo del lontano West. E si cominciava a pensare al porto di Genova che ancora oggi stiamo vivendo. Io credo che questo dia l'idea del momento che tutti noi viviamo. Accade poche volte da amministratore, da imprenditore, da cittadino, da autorità di trovarsi al cospetto con la storia. Ecco, oggi è uno dei giorni in cui ci troviamo al cospetto della storia. Credo che sia anche simbolico, se mi è concesso, e ringrazio il Ministro di essere qua oggi perché molta parte del lavoro che stiamo celebrando oggi lo si deve al suo Ministero e anche al suo personale impegno. Che questo avvenga nel giorno solenne in cui si apre la 19ª legislatura della Repubblica Italiana, spero che sia quantomeno di buon auspicio per quello che vedremo nei 5 anni futuri. Il fatto che si apra la legislatura
importante per cambiare il nostro Paese con il PNRR, è una legislatura difficile con tutto quello che stiamo vivendo nel mondo e a casa per la situazione internazionale. Il fatto che in questo palazzo, che è già di per sé ricco di storia, si celebri un momento così importante, io spero che sia di indicazione, da guida per tutti, anche per coloro che hanno storto spesso il naso di fronte a un modello Genova e anche qualcuno di fronte a questa diga. Io continuo a ripeterlo usando le parole di De Gregori: nessuno si sente escluso, la storia siamo tutti noi, di quella diga se ne avvantaggeranno tutti indipendentemente da quale mestiere e che cosa facciano oggi. Il modello Genova oggi si dimostra che non è una legge, un codicillo, sono alcune parole. Sono il coraggio di prendere delle decisioni, e qui il merito va tanta parte a Paolo Signorini, che ha guidato questi difficili 30-35 giorni in una situazione non facile per le scelte da prendere e per il quadro di riferimento che abbiamo. La fiducia, quella che si è costruita tra le imprese, chi rischia il proprio, i soldi dei propri azionisti, e le istituzioni di questo territorio, di questa città e di questa regione, per cui la parola vale, gli obiettivi comuni vengono portati avanti e rispettati, e ringrazio perché poi è la stessa squadra che ha fatto il ponte di Genova, quindi diciamo che è una squadra consolidata, se non ormai a gara chiusa posso dire squadra che vince non si cambia, prima non si poteva evidentemente dire, sarebbe stato un reato molto grave. Adesso possiamo lasciarci andare, è fatta di fiducia, di affidamento, di coraggio, di visione. Questo è il vero modello Genova, e spero che sia di ispirazione per il governo che verrà, per i parlamentari che dovrebbero darci delle leggi un po' più facili, e per tutto il lavoro che c'è da fare. Spero che prima o poi se ne convincano tutti. Si può fare molto anche nel quadro in cui c'è. E adesso pensiamo che qua ci saranno delle altre persone come noi tra circa 150 anni che diranno le stesse cose che ho detto io della diga che costruiranno Salini, Fincantieri, Maisto, dicendo: Signorini all'epoca avrà una statua bronzea a Carignano che guarda il porto, e si parlerà di quando quel giorno è stato firmato il contratto del sindaco Bucci. Non c'è il Regno d'Italia, al momento è vacante anche il governo, quindi lo attribuiremo, anzi il governo è in carica ancora per qualche giorno, quindi lo attribuiremo al ministro Giovannini e qualcuno racconterà la storia. Ora vedremo quali sono gli altri eventi memorabilia che ho citato all'inizio che possono essere aggiunti a tutto questo. Dai, è una giornata davvero felice, lo sarà ancora di più quando vedremo il primo pontone lavorare lì, i primi ragazzi che saranno assunti a lavorare a quel cantiere, e poi quando vedremo le navi passare di lì in un tempo ragionevolmente breve, perché questa è una fortuna. L'impianto finanziario della diga, il collegato che il governo ha voluto al PNRR, prevede gli stessi tempi, ma insomma, abituati con Bucci a correre per il ponte, qua avete anche qualche anno in più, credo che sarà tutto sommato un lavoro in scioltezza. Grazie a tutti. Grazie anche al Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, e la parola a questo punto al Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. Prego Ministro. Grazie, buongiorno a tutti. In cui dobbiamo festeggiare, e io credo che festeggiamo la vittoria del lavoro comune sullo scetticismo, perché da Roma, ma leggendo naturalmente anche la stampa locale, quante volte abbiamo letto, sentito: ah, non ce la si farà, non è possibile, siete in ritardo, eccetera, eccetera, eccetera. Invece, non so se si chiama modello Genova, ma la buona notizia è che questo sta avvenendo in molte altre parti d'Italia, come tornerò tra un attimo su questo, dimostreremo martedì prossimo, ma non c'è dubbio che la collaborazione tra istituzioni, la cosiddetta leale collaborazione che è prevista dalle norme, è una realtà, ed è una realtà che consegnerà al Paese un'opera che, come abbiamo sentito,
da molto tempo era attesa e che per molto tempo influirà sul funzionamento della portualità di Genova e dell'intero sistema logistico nazionale. Chi è stato qui al Ministero sa che c'è una lunga teoria di tutti i ministri che hanno avuto responsabilità sui trasporti, sulle infrastrutture, sulla marina mercantile e così via. E quindi è evidente che il ministro di turno impara subito la filosofia zen, per cui uno sa di non inaugurare nulla di quello che, diciamo così, ha deciso, ammesso che sia una decisione individuale. Oggi però sono particolarmente contento non di inaugurare naturalmente, ma di presenziare a questo accordo, alla comunicazione del termine del processo di gara, perché, come è stato detto, è stato veramente uno sforzo collettivo anche per ciò che riguarda il Ministero, ma non vorrei minimamente sminuire il lavoro straordinario del Presidente Signorini, di tutto il suo team e poi la collaborazione delle istituzioni che hanno parlato poco fa. Fatemi dire soltanto 3 cose. La prima ha a che fare con il fatto che questo intervento è un intervento sistemico, è un intervento non puntuale per la città di Genova, per quanto rilevante, perché accanto alla diga ci sono investimenti forti nel porto, nel retroporto e poi le vie di collegamento con il Terzo Valico che è stato ricordato prima, e poi, visto che questo cambierà il modo di funzionare dei rapporti tra il porto e il resto del paese, con il trasferimento di merci dalla gomma alla ferrovia, insieme abbiamo ritenuto indispensabile fare un intervento, avviare un intervento di rigenerazione urbana per tutta l'area del Campasso, perché non vogliamo che la gente sia penalizzata, che vive lì, sia penalizzata dal fortissimo aumento delle frequenza dei treni merci di quella linea riattivata. Dunque, dalla diga al porto, al retroporto, ai collegamenti, alla rigenerazione urbana, al Terzo Valico, come vedete tutto è connesso ed è questo che cambia e trasforma un sistema così importante per l'intero paese, direi per l'intera Europa, che si realizza a Genova. Lo dico per sottolineare come non si possa disgiungere ciò che accade sul mare da ciò che accade sulla terra. Mi avete sentito dire più volte la mia obiezione a chi ritiene opportuno la creazione di un Ministero del Mare. Credo che proprio questo intervento che si realizza sul mare acquista senso perché anche gli investimenti sulla terra e le connessioni danno valore a ciò che avviene sul mare. Il modello Genova, che è stato ricordato, che ha consentito la ricostruzione del Ponte San Giorgio in tempi record, è molto specifico, quell'esperienza è molto specifica e direi irripetibile, ma dal modello Genova si è imparato tanto e le procedure che abbiamo voluto porre alla base del PNRR, e spero che il governo darà rapida attuazione alla delega ricevuta per i contratti pubblici in generale, avrà un ritorno forte, come sta avendo, in termini di tempi, in termini di qualità, in tutta Italia. Martedì prossimo presenteremo il rapporto sugli investimenti e le riforme per il settore della portualità, in cui si vedranno i rendering dei numerosissimi interventi che avranno a che fare con tutte le autorità portuali, non solo il porto di Genova, le riforme che abbiamo messo in campo, abbiamo realizzato e abbiamo avviato perché
La competitività di un porto non è fatta soltanto delle infrastrutture, ma è fatta delle procedure digitalizzate, rapide per l'accesso, la partenza, per l'espletamento di tutte le procedure amministrative, le tante che devono essere svolte. Dunque infrastrutture fisiche, ma anche infrastrutture digitali, infrastrutture ma anche infostrutture, perché la competitività di un porto è fatta di molti ingredienti. Ancora dunque un ringraziamento a chi ha lavorato intensamente e lavorerà intensamente alla realizzazione, al monitoraggio, alla spinta in alcuni casi o al superamento delle difficoltà che certamente verranno. Un ringraziamento naturalmente al dottor Salini e a WeBuild come riferimento di un gruppo di imprese di grande competenza che si fa onore non solo in Italia ma anche all'estero, forse soprattutto all'estero, il dottor Salini quante volte ne abbiamo parlato. Mi fa particolare piacere naturalmente quello che lui ha detto dopo le tante riunioni, i tanti incontri, anche le tante telefonate accorate che in questi 20 mesi sono intervenute per affrontare, risolvere almeno finora le grandi difficoltà che la congiuntura internazionale, che la crisi energetica, che la guerra stanno determinando. Quindi ringrazio per questo atto di fiducia nel Paese, nelle istituzioni del Paese e nel credere che sia possibile anche qui fare grandi opere nei tempi previsti. Come ho detto e concludo, oggi è la vittoria anche un po' sullo scetticismo, perché vedete l'analisi critica, come è stato ricordato prima anche dal Presidente Signorini, è assolutamente non solo benvenuta ma doverosa. Però dobbiamo superare gli stereotipi e io vedo tanti stereotipi, alcuni dei quali sono giustificati, altri si riferiscono a tempi passati. Perché? Perché nel frattempo abbiamo imparato e dunque spero che quei 105 miliardi di euro che il governo Draghi tra PNRR 61 e altri fondi 44 ha aggiunto alla dotazione per investimenti infrastrutturali e di sistemi di mobilità in questi 20 mesi, anche gli altri 104 miliardi possano essere spesi, trasformati in realtà per la competitività del nostro sistema economico, per il benessere dei cittadini e per uno sviluppo del nostro Paese e dell'Unione Europea che abbia una prospettiva di medio e lungo termine. Grazie. Di medio e lungo termine. Grazie al Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. Lasciamo spazio a eventuali domande del pubblico o eventuali interventi, se ce ne fossero. Sì, mano alzata a destra. Qua e di là.